Su due specializzazioni decisive per il territorio come l'occhialeria e la refrigerazione c'è bisogno di un forte intervento pubblico per ricostruire le filiere produttive che nel corso del tempo sono state colpite da esternalizzazioni e soprattutto delocalizzazioni verso i paesi a basso costo del lavoro. È quanto emerge dalla ricerca commissionata da CGIL a IRES Veneto per l'analisi della crisi socio-economica post-Covid e le proposte di cura rappresentate dalle risorse del PNRR. Tanto per l'occhiale quanto per i compressori, il paese da cui vengono importati questi prodotti ormai è diventato la Cina, perché è caratterizzato da un basso costo del lavoro. Le conseguenze per il territorio bellunese sono state pesanti. Da un lato sono venuti meno volumi produttivi e quindi si sono ridotti i livelli occupazionali, e dall'altra le stesse catene produttive si sono fortemente indebolite. C'è la necessità di un intervento pubblico attraverso i fondi del PNRR per ricostruire e garantire la sopravvivenza di ACC, che è un produttore strategico per la filiera dell'elettrodomestico italiana e europea. Il PNRR dunque come elemento di contrasto alle diversità territoriali e per una diversa pianificazione industriale. Il sindacato farà la sua parte di lotta e di proposta. La filiera corta ha lo stesso rilancio il Made in Italy secondo una vera vocazione del lavoro italiano, del lavoro di qualità italiano, e quindi su questo credo che ci possiamo confrontare con le nostre controparti ma anche con la politica per rilanciare veramente il territorio bellunese.